troviamo con Gino Cirina che fa parte della cooperativa Sucorongiu. Buongiorno Gino. Buongiorno. Innanzitutto raccontaci un po' di cosa si occupa la cooperativa. Allora, la cooperativa si occupa da ormai più di 30 anni della gestione ovviamente del museo e dei beni di interesse ambientale, culturale, storica di Ortacesus. In quest'ambito ci occupiamo ovviamente della manutenzione e ovviamente dell'accoglienza, naturalmente per quanto riguarda i visitatori, il mantenimento ovviamente della funzione del museo nella sua funzione educativa, naturalmente, e storica, della memoria ovviamente diciamo, di quella che è stata la lavorazione anche e la coltivazione del grano qui in ambito campidanese, nel particolare nel contesto di Ortacesus. Ehm, Essenzialmente noi facciamo comprendere quanto il riuso anche, per esempio, del pane raffermo e di tutte le farine, compresa anche la paglia che veniva utilizzata per quanto riguarda ovviamente tutti i contenitori. eh, Naturalmente questo consentiva non solo l'alimentazione di animali, ma anche l'aiuto nei lavori di casa. Il messaggio ovviamente è quello di non buttare nulla. Praticamente non c'era lo spreco che abbiamo oggi. Stamattina ci hai guidato durante la visita del Museo del Grano. Quanto è importante il Museo del Grano anche per promuovere il comune a livello culturale? Molto importante perché rappresenta proprio il fulcro di quello che è diciamo, tutto la plurimillenaria in realtà tradizione della coltivazione, appunto. Sappiamo che in ambito mediterraneo tutte le civiltà sono sempre state agricole e qui, prima ancora anche di Roma, la Sardegna è stata, diciamo, il granaio di Cartagine, poi ancora ovviamente di Roma, attraverso tutte le colonizzazioni che ci sono state fino a oggi, naturalmente. È fondamentale il museo proprio perché da museo etnografico si è evoluto poi grazie anche al progetto di Lahore, il comune di Ortacesus, in quello che è stata appunto l'esposizione permanente riguardo appunto la lavorazione nei campi, sempre in ambito tradizionale, alla lavorazione delle varie farine, fino al prodotto finito naturalmente nelle varie tipologie locali e pietanze tipiche di Ortacesus. Bene, ti ringraziamo per questa visita e per questa giornata. Grazie a te.